Portogruaro, stamani i gruppi consigliari di maggioranza, con il sindaco Antonio Bertoncello ed altri colleghi sindaci, hanno organizzato davanti all'ospedale San Tommaso dei Battuti un presidio per testimoniare la volontà tesa a salvaguardare i servizi sociosanitari del portoguarese. Presenti all'iniziativa, oltre ad alcuni esponenti del Partito Democratico e di rappresentanti delle associazioni, anche un discreto numero di cittadini. Insomma, l'opposizione non può certo dire che non c'era un cane a questo presidio. Si è appena conclusa stamani una manifestazione a difesa dell'ospedale civile di Portogruaro. Che cosa è emerso da questo incontro, diciamo, con i cittadini? Secondo me la cosa più importante che è emersa, ma che deve emergere da un incontro come questo, che deve essere un inizio di un percorso che noi facciamo come cittadini per la difesa dei servizi nostri, di cittadini. Secondo me il punto più importante è quello di non circoscrivere questo tipo di iniziativa a una parte politica piuttosto che a qualunque logica di parte. È fondamentale che si parta da oggi per coinvolgere tutte le forze politiche, in quanto l'ospedale, in quanto il cittadino non appartiene a nessuna forza politica in particolare. Da un'iniziativa come questa noi faremo seguire, ma tutti assieme, così come in Consiglio Comunale più volte in termini di ordine del giorno su questo tema sono state votate all'unanimità, quindi da maggioranza e opposizione, ordini del giorno in cui tutti assieme si vuole andare avanti. Ecco, quello che io mi auguro, che mi auspico che possa avvenire da oggi in poi è proprio questo, che si trovi un elemento, un dialogo comune per difendere tutti assieme l'ospedale di Portogruaro. Allo stato attuale l'ospedale di Portogruaro è riconosciuto non è in grado di trattenere né di attirare professionalità mediche, però in compenso attira molti posteggiatori abusivi qui di fronte all'ospedale di Portogruaro. Il Comune che cosa ha fatto per eliminare questo problema che infastidisce molti cittadini? Il Comune è stato sensibilizzato su questo tema e su questo problema e ha già agito, ha già preso delle iniziative che poi però chiaramente possono essere di pressione. Ma quali iniziative ha preso? Io so che rispetto a queste persone è venuto più volte attraverso organi propri a far sì che poi se ne andassero ovviamente da queste postazioni che sono abusive, che disturbano le persone, però sappiamo benissimo che è un tema, che è un problema che deve trovare una soluzione, insomma. Perché io sono passato ieri ad esempio, ce n'erano 6 di posteggiatori abusivi, poi un altro giorno ho visto che c'era una pattuglia della polizia locale e quindi qua non ce n'era nessuno, in compenso si erano tutti trasferiti nel parcheggio dell'ospedale vecchio, insomma non si riesce mai a venirne a capo di questo problema. L'unica cosa è questa, come è stata iniziata a farsi, quello di cercare di fare pressione con forze dell'ordine piuttosto che sensibilizzazioni sul fatto che nel momento in cui arriva un presidio loro si spostano, però sensibilizzare affinché prima o poi se ne vadano, però non è che si possono imbarcare in un aereo e mandare via, insomma.